C'è una data che sigla il patto per la sostenibilità del turismo. È il 31 maggio 2022, giorno in cui a Castelbrando è stata firmata la Carta di Cison di Valmarino a conclusione di una speciale edizione di Mirabilia, il network europeo che grazie a Union Camere e a 18 camere di commercio aderenti valorizza i siti UNESCO meno noti. L'evento è stato voluto dal presidente della Camera di Commercio di Treviso, Belluno Dolomiti, Mario Pozza, mentre l'organizzazione è stata affidata a Venice Promex, l'agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale del Veneto. Quasi 200 professionisti del turismo con diversi incarichi e ruoli hanno dato vita a 4 giornate di incontri e studio, impegnandosi ai tavoli di lavoro dedicati per giungere a redigere un documento unico e strategico che ha voluto rispondere all'interrogativo: la sostenibilità è un elemento di competitività? La Carta di Cison di Valmarino sarà una guida e un generatore di un processo virtuoso in cui i territori, le istituzioni, le imprese, i residenti e i visitatori potranno costruire e consolidare un modello di turismo che abbia come priorità l'agire in una visione di insieme. Ciò al fine di costruire una vera rete capace di tutelare l'integrità culturale di chi accoglie, i processi ambientali essenziali, la biodiversità, le relazioni umane e la digitalizzazione di questo percorso, ma anche di migliorare e rendere interamente sostenibile l'offerta turistica, comprese le infrastrutture, la mobilità, lo sviluppo urbanistico, il dialogo con i residenti e l'inclusione sociale. Tutto questo costituisce il cuore della Carta di Cison di Valmarino, che distilla un'unica certezza, valida per tutti noi, per il nostro futuro e per quello dei nostri figli, per l'ambiente e per il nostro patrimonio culturale. La sostenibilità è un elemento di profonda competitività non più rinviabile, da sviluppare in rete e da considerare una priorità. Il turismo sostenibile è un turismo di ascolto che vive una doppia empatia, quella di chi accoglie il turista e quella dello stesso turista nei confronti della meta di destinazione. Esso non può prescindere dalle sue varie declinazioni, la sostenibilità ambientale, quella economica e quella socioculturale. Una volta siglata, la Carta di Cison di Valmarino è stata volutamente affidata ai giovani. Una consegna non solo ideale, bensì un atto consapevole che vuole ribadire come proprio la generazione 2026 sarà interprete fondamentale del nuovo modello di turismo sostenibile che caratterizzerà il prossimo futuro del mondo Mirabilia, con la certezza che proprio i sogni dei nostri giovani saranno una stupenda nuova realtà. Solo con un gioco di squadra, il risultato finale percepito sarà sicuramente più ampio della semplice somma delle sue parti. Carta di Cison di Valmarino, 31 maggio 2022. La sostenibilità, elemento di competitività. Aspettando Mirabilia, a Cortina 2026.